Pronto? Pronto? Oh, buongiorno. Chi c'è, Franco? Buongiorno. Sì, sono io. Radio Splendida? Radio Fantastica, signora. Radio Fantastica? Radio Fantastica. Come va? Ma Come quante va? volte glielo devo ripetere? Come sta Gianfranco? Tutto a posto? Io bene, lei come sta? Senta Gianfranco, ci volevo chiedere Sì. se non lei per caso è disponibile questo fine settimana per Su venire da di noi? lei. Sì, dove? Che abbiamo qua l'inaugurazione, Di cosa? C'è Abbiamo sempre un'inaugurazione da il lei. Festival del Cinema di San Giorgio. No, questa è una cosa stupenda. Il Festival del Cinema. di San Giorgio. Finora avete sempre Ovviamente organizzato. cinema abusivo, cinema solo abusivo. Ti pareva. Finora avete sempre organizzato manifestazioni canore con grandi artisti, Ma qua insomma, ci abbiamo internazionali. artisti eccezionali, Sì, meravigliosi, abbiamo però attori- questa è la prima volta che fate qualcosa con Come il fare cinema. un festival, no, qua in un paese qua vicino, mi pare si chiama Taormina, mi pare, no? Sì, Fare un Taormina. festival del cinema all'aperto, mi pare, che cosa Sì, fanno? sì, un festival di quelli Festival così delle babbi. arene, mi pare, che fanno il festival delle arene, no? Sì, Di cinema certo, all'aperto. certo. E invece facciamo il festival del cinema abusivo, il ti festival del pareva? cinema di San Giorgio, Ti pareva? San Giorgio Fest. Fate la concorrenza, quindi a Allora, ci abbiamo Taormina. un sacco di ospiti che vengono qua, viene... Ci vuole elencare qualche personaggio Va importante, bene, per qualche esempio artista? c'è Brad Pitbull e Angelina Calì, che sono marito e moglie, Che no? sta dicendo? Brad Signor- Pitbull e Angelina Calì, li conosci? Signora Nancy, Li conosci? ma che dice? Ma Viene anche vabbè. Johnny Sipp, lo conosci Gio- Johnny Sipp? Johnny Sipp? Johnny Sipp, No, io no, conosco no, no. John Nusicco, però va bene. è la Johnny stessa Sipp, cosa. non faccio Johnny lo Sipp. spiritoso. Johnny Sipp è quel famoso attore, quello che ha fatto quel film Melomane di Forbice. Te lo ricorda? Quel Famosissimo famoso, film, certo. Melomane di E chi Forbice, non si ricorda, che chi è non un si film ricorda? ispirato a un personaggio realmente esistito che si chiama Melomane di Forbice, che viveva qua nel quartiere di San Giorgio, Hai no? capito, hai capito. Sì, era Quindi talmente prende spunto bravo da lì, sì. a rubare i portafogli che me la tagliavi i secchietti cristiani, no? E quello chiamavano Melomane di Forbice. E Hai quindi capito. c'è stato questo film ispirato a lui. Poi ha fatto un altro film, Johnny Sipp, come? Famosissimo. È un grandissimo I artista. Pirati sì. dei Calabri. Signora Nancy, ma questi film li conosce solo lei, però Lei li l'ha ha visti visto solo mai? lei. I Pirati dei Assolutamente. Calabri, mai l'ha visto? I Pirati dei Calabri no, mai Esatto, visto. La famosa storia Famosa dedicata storia, tra ai l'altro. contrabbandieri di sigarette, i pirati dei Calabri, che trasportavano nello stretto di notte le sigarette, ovviamente quelle capito? Signora Nancy, ma Non cosa conosci sta i film I dicendo? Pirati dei Calabri? Io guardo Scusa. tutt'altro genere, guarda. Veramente? Sì, non Ma seguo non questi conosci per film. esempio l'altro film di Johnny Sipp? Sentiamo un po', quale? Willy Wonka e la fabbrica della caramella che ruba. Non la conosci? Me lo ricordavo un po' diverso il titolo, Famoso però film, vabbè. Willy Wonka e la fabbrica della caramella che ruba. Sì. Comunque lei mi pare ignorante, stiamo In facendo... materia sì, sono molto ignorante in materia, lo ammetto. Vabbè, ci abbiamo scusi, stavo sbagliando. Sì. Ci abbiamo Non il San diciamo- Giorgio Fest, ci abbiamo il Pronto? Mi sente? Ci Io la abbiamo il San sento. Giorgio Fest. Oh, Ci abbiamo un sacco di ospiti, che va viene? io non so se ci sarò, anche perché insomma qui ci sarà anche una manifestazione importante E qui che cosa alle c'è? Zagare. C'è il Cantacatalla alle Zagare Ma quando? questo fine settimana, per cui non Allora so che se facciamo, non viene? mi sa di no, guardi, signora Nancy. Anche perché poi è il signor Castiglia che glielo va a dire, Ah, quindi glielo a dire, allora poi, non viene. poi il signor Castiglia si dia, no. Ma c'era anche lo sponsor. Ci vuole Amaro dire. Calì. Ah, sempre Amaro Calì che sponsorizza tutte queste Ma guarda, inaugurazioni. ci mancherebbe, scusa, c'è Ma è Angelina l'unico- Calì, che è l'attrice della famiglia, Angelina Calì. Angelina Calì quindi è il, come si dice, il È la madrina. la madrina, esatto. È la madrina della serata, viene Brad Pitbull e Angelina Calì, Johnny Sipp e Gianfaine, viene Gianfaine, conosci? No, assolutamente Aspetta no. Mickey Tum, Turo Povero, Turu Povero che sarebbe? Turo Povero. Turu Povero, Turo sì. Povero, si chiama Turi Pover, Turo Turi Povero. Pover. E poi ci sono anche tanti altri attori che se lei viene, guarda, ci facciamo fare le musiche. Ma me li fa conoscere poi se vengo? Cioè, Possiamo fare lo spot? facciamo lo spot. Guarda, Ma senta un po', ma la l'Amaro Calì pubblicità. è l'unico sponsor della serata oppure ci sono anche altri Non c'è la sponsor? Maro Calì soltanto. Ah, quindi ce unico l'ha la sponsor musica, Amaro Calì? ce l'ha. Incontrata Calì? Ce l'ha l'eco? Ci abbiamo anche l'eco, tutto abbiamo qui. Incontrata Calì? No, non mi piace, scusate. Signora Nancy, lei è tremenda, Mi sente? lei è tremenda, sì, la sento. Ma può fare parte la musica di nuovo, per favore? Facciamo ripartire pure la musica, ok. Andiamo. Incontrata Calì, grande evento, San Giorgio Film Festival, Che con bellezza. numerosi ospiti, tra tanti Brad Pitbull e Angelina Calì, e poi Johnny Sipp, famoso interprete di Melomane di Forbice, Esatto, I famosissimo. Pirati dei Calabri, Grande e film. l'altro qual era? Willy Wonka. Willy Wonka e la fabbrica della caramella che ruba. Famosissimo film anche questo, con tanti premi Oscar. In insomma. gara? Sì. I film che vengono da tutto il mondo. La fuga del cavallo morto.
Ma che film è? Domani Ghiacciai in fiamme. Ghiacciai in fiamme, ma Dopodomani l'ultimo salto della ballerina sciancata. Ma che razza di film sono, signora Nancy? Ma soprattutto Ghiacciai in Ospite, fiamme è il stupendo. più grande mago del Sì. mondo che è sparito. Grazie, hai visto mago? È sparito? E si era bravo. Evidentemente sì. Va bene, la lascia, vada, arrivederci, vi aspettiamo. Grazie signora Nancy, buona giornata! Signor Castiglia, sono venuto a farmi. No, Ghiacciai in fiamme! Ghiacciai in fiamme, ma... Che bello i pirati dei Calabria. Ma Vicky Pirati dei Calabri, Willy Wonka, la propria carrumba. C'è un tavolino in più, Daniele, hai visto? Sì, sì, infatti, stava ciuppegando. Ci andavo a lavorare. Basta, Romeo Benetti, cioè, Romeo Benetti, Juventus Pistoiese.